segreto della longevità. Il servizio di Camilla Nata e Giorgio Borgogno. La Sardegna è un'isola antica e ricca di storia. Questa parte nell'entroterra era conosciuta come il granaio di Roma. Alle mie spalle Escolca, nota soprattutto per alcune curiosità, la sua grande storia e i suoi sapori. Siamo in un sito nuragico dove esattamente? A Santa Vittoria di Serri, nel cuore della Sardegna. Presenta tantissime strutture, dalle semplici capanne abitative ai luoghi di culto, a un importantissimo recinto noto come recinto delle feste, che era l'alloggio dei pellegrini che si recavano qui. Il piccolo paese è noto anche per la sua famosa Via dei Centenari. Con loro abbiamo cercato di scoprire quale sia l'elisir di lunga vita. Qual è il segreto? C'è l'aria buona, lavorare e mangiare buono, poiché il pane, di più che è buono, è lavorato da noi stessi. Le donne facevano il pane e io tenevo la pasta in mano. L'ho anche ciuetto. E cioè? Lavorato con le mie mani. Quando si faceva il pane c'era uno delle ragazze e lui andava per quello. L'ho detto io. Capito come? La nostra via del grano comincia proprio con queste Sì, spighe. le spighe. Le dovevamo bastonare in casa. Poi si ventilava al vento, quando tirava il vento, e poi lavavamo il grano per fare il grano qui a macinare. Era durissimo perché dovevamo fare tutto a mano, la pasta, doveva fare le bollicine, anche 15 giorni doveva durare questo pane. Ma gli uomini in tutto questo che cosa facevano? Gli uomini lavoravano lo stesso, perché andavano sia a pascolare le pecore, sia a pascolare i buoi o i cavalli, quello che c'era in casa. Potessi avere 1000 lire al mese. Questo è il tipico gnocchetto sardo che viene fatto proprio con la farina della nostra via del grano. Prepariamo il sugo, ci mette l'olio con un po' di cipolla e un po' di salsicce, si fa rosolare il tutto, poi una volta che è rosolato buttiamo giù la salsa di pomodoro, poi procediamo con la pasta degli gnocchetti, mettiamo un po' d'acqua a riscaldare con il sale. Una volta che è tiepida prendo la farina, metto in questo contenitore che in sardo si chiama sashipedda. Metto la farina e butto l'acqua piano piano sino a vedere la densità della pasta. La avvolgo in un panno, la lavoriamo fino ad ottenere dei filoncini come bricioli e prendo la pasta e la lavoro qui. In questo contenitore è fatto di giunco. Queste righine che sono negli gnocchetti è la forma del cestino. Uno a uno si lavorano.